possono fare? Beh, io penso che loro hanno ragione ad essere arrabbiati, perché quando ti entra l'acqua in casa, lo dice uno che ha avuto acque e anche frane, purtroppo anche gravi in passato, e capisci che sta per finire tutto. La verità è che per risolvere quei problemi bisogna mettere in sicurezza il territorio. È da 3 anni che stiamo lavorando, perché prima non avevo queste responsabilità, e dico che abbiamo fatto 925 opere e purtroppo queste alluvioni nascono poi a macchia di leopardo, cioè oggi è Battaglia Terme, ieri era Vicenza con il Bacchiglione e magari la prossima volta toccherà il Piave. Abbiamo avuto già una grande emergenza con il Livenza, ad esempio, pensando addirittura di sgomberare un ospedale. Il Veneto è un Veneto sensibile e molto debole rispetto al dissesto idrogeologico, questa è la verità. L'area del Gorzone è andata anche questa completamente sott'acqua e si era un po' la ribellione nel fatto che la regione non ha voluto far defluire i corsi d'acqua affluenti nel Gorzone perché era già pieno, ma loro dicono ma non si poteva in qualche maniera lo stesso far defluire l'acqua nel fiume invece che poi portare a quanto è accaduto? Beh, cioè, si sta presto dire la regione non ha voluto quello, cioè, non è che noi stiamo lì, peraltro io le sento da voi questi ragionamenti. Se qualcuno ha qualche dubbio che qualche funzionario della regione abbia sbagliato, non fa altro che scrivere e faremo una verifica. Però la verità è che quando c'è acqua e ce n'è tanta per tutti. E il problema è presto risolvibile, bisogna fare le opere. Quando io quest'estate ad agosto parlavo di alluvione, forse tutti sorridevano, no? E la vera battaglia, la vera incazzatura è che bisogna essere incazzati 365 giorni all'anno e chiedere e battere cassa a Roma. Il problema è che quando c'è caldo o non c'è più il pericolo delle piogge, va sempre in dimenticatoio questa partita, e i cittadini che vivono nelle zone golenali, nelle zone di esondazione, vanno aiutati e vanno capiti. Allora, abbiamo fatto gli effetti speciali nel 2010 portando a casa 362 milioni di euro, finanziando 925 opere e mettendo in cantiere 5 delle 12 casse di espansione, cioè bacini come questo. Allora, questo è quello che riusciamo a fare. Non abbiamo leggi speciali, non abbiamo sburocratizzazione, questo bacino è stato realizzato negli anni 30 in 8 mesi. Io vi posso garantire che lo faccio in 6 mesi, però via dalle palle tutti, tanto per capirci. Ma se cominci ad avere comitati, uffici complicazioni affari semplici, tutti che hanno a dire qualcosa, i bacini non li fai più. Per quanto riguarda proprio i lavori, soprattutto lungo il litorale di Jesolo, c'è il sindaco di Jesolo Zoggia che è decisamente imbufalito perché dopo l'alluvione c'è stata la spiaggia piena di detriti che dice arrivano tutti quanti dalla zona del Piave più che altro. Che cosa si può rispondere al sindaco? Beh, si risponde che non è una novità perché nel 2010 è accaduta la stessa cosa, ci spiace, anche quello è un'emergenza che affronteremo, ma non è che sono telecomandati, gli sono stati mandati da qualcuno, arrivano giù grazie alla corrente, che è la stessa corrente che porta l'acqua a mare, che comunque noi sappiamo che funziona così. La vera tragedia di quei detriti, oltre ai costi da spostare, è rappresentata dal fatto che quei detriti, quegli alberi che magari nei boschi sono alberi da rispettare, quando arrivano in spiaggia a Jesolo sono rifiuti, li dobbiamo portare in discarica, perché anche lì una legge idiota ci impone di portarli in discarica. Così non può funzionare. Comunque la priorità è quella di recuperare tutte le situazioni. Ci vogliono ovviamente risorse, quelle risorse che ho chiesto a Letta. Hanno fatto un po' una stima, chiamiamola dei danni, lungo il litorale di Jesolo, e si parla di 3 milioni di danni. Questi soldi si trovano? Ci sarà l'incontro la settimana prossima proprio in regione con il sindaco Zoggia, che risposte si daranno? Guardi, capiamoci subito, il problema di Zoggia è il mio problema è il problema di Zoggia e di tutti i sindaci. Cioè non è che qua funziona che tu hai il problema, dall'altra parte della barricata c'è la regione. Cioè siamo tutti alluvionati, perché la spiaggia non è solo di Jesolo, è dei Veneti. Funziona così ancora, mi sembra, no? Per cui la regione non è che è la colpevole che deve risolvere i problemi, la regione è qui per dare una mano, punto. Lo dico semplicemente per correttezza, perché sennò il cittadino che ci ascolta pensa sempre che ci sia uno che ha sempre ragione e uno che deve sempre pagare il conto. Non funziona così. Noi abbiamo sempre fatto l'impossibile, ma si sappia che il nemico non è a Venezia, il nemico è a Roma.